significato molto importante per me ritornare a casa, ritornare nel mio Carlino e poi dopo la pandemia scendere in pedana con ASU sarà veramente emozionante. Mi porto dietro tutta questa energia che è la mia terra, la mia famiglia, i miei amici e spero e voglio portarla tutta con me in pedana. Ha un valore anche di ripresa, un valore positivo e di tornare proprio a giocare in casa, semplice come ho iniziato a fare scherma quando ero piccola alla Gemina, con pochissime pretese, anche se adesso c'è una consapevolezza totalmente diversa. Io le Olimpiadi le ho già fatte, ma non voglio andare a Tokyo per farle, quindi mi aspetterà un anno duro e complicato, però sono pronta a lavorare e a mettermi sotto per raggiungere questo obiettivo che per ora è l'obiettivo più importante. La forza di tornare a casa forse ti darà qualcosa in più proprio per raggiungere questo grande obiettivo nel 2021. Me lo auguro proprio, anche grazie al Covid ho fatto questa scelta perché abbiamo anticipato questo che era il nostro ritorno come famiglia in Friuli e invece ho capito veramente quali sono i valori importanti per me, anche il fermarsi e un attimo fare un'analisi e vedere, valutare le cose importanti è stato fondamentale. Quindi da una parte grazie al Covid ho anticipato e ora torno più forte, anche se in realtà all'inizio è stato un momento di mantenimento di attività sportiva con pochi obiettivi a breve termine, però l'obiettivo a lungo termine non è mai stato accantonato, sacrificato, anzi la voglia in me cresce sempre di più e sono appunto qui all'ASU insieme comunque al mio team che non cambia, perché comunque il team vincente non si cambia e anzi porto il mio team qui e cerco di raggiungere ancora con più determinazione questo obiettivo. L'obiettivo a lungo termine attraverso l'ASU anche sarà quello di diventare maestro? Ma innanzitutto rimango atleta, sono un atleta e il percorso dell'insegnamento come tecnico maestro di scherma in realtà è iniziato tanti anni fa, perché questo è un pensiero che un po' mi fonda nella testa da diverso tempo, però sicuramente già scendere in pedana qua con dei ragazzi, confrontarmi con loro e trasmettere quali sono la mia esperienza e magari migliorare la loro esperienza sportiva è sicuramente importante. Oggi come atleta e in futuro come tecnico me lo auguro, perché l'idea di mettermi dall'altra parte della cattedra non mi dispiace, anzi potrei aiutare a spiegare loro quello che io ho già vissuto e quello che i miei maestri hanno trasmesso a me.